10 comandamenti, ma tanto leggere, perché molti scrivono e non leggono, quindi leggere tanto, io dico almeno 2 ore al giorno, bisognerebbe leggere. Se si scrive, essere onesti testimoni del proprio tempo. Poi avere un rapporto di solidarietà con gli altri scrittori, cosa che spessissimo non avviene. Ci sono troppe scontri, rivalità. 4. Pensare anche, se uno è scrittore, pensarsi in termini di collettività, di comunità. Ecco, non ciascuno per sé, noi siamo troppo individualisti, non riusciamo mai ad avere un pensiero comune, poi ad agire comunemente. Per esempio, mettiamo i tagli sulla cultura, no? E lì bisognerebbe agire come intellettuali, come scrittori, come artisti, mettersi insieme. Questo spesso manca perché ognuno si sta a casa sua per i fatti suoi. Già al tempo di Pasolini c'era più rapporti, no? Ci si vedeva di più, ci si incontrava e si elaboravano delle idee comuni, cose che adesso veramente mancano. Lo sguardo critico sulla realtà, ecco, non rinunciare mai a essere critici e non accettare le cose perché stanno nei fatti, perché sono dominanti, perché tutti le accettano. Ecco, avere lo spirito critico sempre vivo credo che sia una cosa necessaria. Did we get too tight or let the mystery puzzle reveal itself?